Mister, una gara difficile, si era messa sui nervi al primo tempo, loro hanno provato a metterla appunto sulla cattiveria, anche far perdere tanto tempo, però poi nel secondo tempo è stata una risposta importante quella vostra perché siete venuti fuori con maturità anche a dimostrare che questo è un altro passo in avanti che fa la sua squadra oggi. Sì, era la partita che mi aspettavo, è una partita, come ho detto nella conferenza pre-gara, spigolosa, sporca, fisica e sapevo della difficoltà che potevamo incontrare, per lo più dopo 3 minuti siamo andati in svantaggio e questo ci ha complicato ancora più la cosa perché poi giocare con una squadra che sta in 10 sotto palla agli ultimi 20 metri lì diventa dura, quindi avevamo bisogno di una giocata di qualità individuale, per fortuna l'abbiamo trovata e poi da lì insomma è stato tutto più facile, però come dici tu siamo rimasti calmi, non ci siamo fatti trascinare dall'andamento della partita e è un segnale anche questo di maturità. Bene chi è subentrato, che ha fatto quello che ci aspettiamo da chi subentra e quindi bene così. Complimenti, appunto non era per niente facile oggi, intanto prima di tutto come sta Zecca, poi Credo che è ancora in ospedale, comunque ci ha rassicurato, comunque ha preso una bella botta, sì. Vediamo, stasera lo sento, vediamo un attimo. ecco, la svolta della partita, certo c'è stata l'espulsione di scorsa, ma l'impressione è che il vero punto di svolta, al di là dell'essere in superiore numerica, è che è entrato Maschino e anche l'altro Zamparo il nuovo acquisto, Sì. eravate più ordinati in campo, con il nuovo assetto del secondo tempo eravate... Sì, ma anche insomma c'è stata una reazione totale anche di tutta la squadra, quindi poi chiaramente con Peppe ci ha dato quella qualità e quella giocata che poi ci ha permesso di pareggiare, però è stata tutta la squadra che non ci voleva stare al risultato, e rimanendo sempre in equilibrio e alla fine insomma il secondo tempo l'abbiamo meritata. Ecco, con Zamparo, dopo pochi giorni, chiaramente è chiaro che non può ancora avere l'amalgama con gli altri giocatori, ora è una settimana, poi quelle che verranno per affinare le cose in attacco anche con lui. Però la prima impressione? Zamparo è giocatore Zamparo, quindi quando uno è giocatore ci mette poco a inserirsi in una squadra. È un elemento, un profilo che volevamo e sicuramente darà il suo contributo. Mister, guardando anche alla classifica, questi punti... Non la guardo la classifica. Però comunque magari avete sentito un po' di pressione, può essere che il primo tempo sia dovuto dal fatto di dover vincere. Io credo che proprio era la difficoltà di come si era messa la partita, perché adesso i ragazzi stanno in fiducia, hanno entusiasmo e ripeto, non era semplice insomma, e quindi non era una questione di classifica o di pressioni. Questa è anche un po' la gara delle risposte, perché comunque l'anno scorso questi tipi di gare nervose forse l'avreste pareggiata, magari anche persa, quindi anche un passo in avanti che fa quest'anno, ma anche e soprattutto nel riuscire a trovare un piano B, che è forse stato un tema centrale di questi prima parte di stagione. Ma quando hai soluzioni puoi variare la situazione. Il doppio centravanti è una situazione che può essere soprattutto contro squadre che si chiudono, con l'ampiezza che abbiamo noi con i quinti, con i cross che possiamo fare, avere un doppio centravanti in area di rigore ci può dare un'altra alternativa. Mister, 2 cambi illuminati. Molto spesso lei è stato criticato per i cambi. No, ma ho fatto a caso. Ho tirato a indovinare. A parte gli scherzi, Diakite comunque è sempre una garanzia, un tradizionale.
Al di là di quello che si Ormai insomma voglio dire, è 4 anni che è con noi, dovrebbe essere una certezza per tutti. Quindi è un giocatore che oltre ai gol fa un lavoro straordinario, quindi è un ragazzo eccezionale e non abbiamo mai pensato di privarcene. A proposito di lavoro, oggi Fiscinale ha fatto anche il trequartista, si è sacrificato molto movimento proprio per cercare quelle giocate in quei pochissimi spazi che c'erano. A Ficinale l'ha fatto già diverse volte questo ruolo. Sappiamo benissimo che lui è un giocatore anche da, come posso dire, da ultimo passaggio per i movimenti che fa, ultimo passaggio da ricevere. Però è un giocatore talmente intelligente che mi permette di far giocare altri giocatori davanti e lui fa sempre un lavoro eccezionale. Mister, infine una domanda perché comunque siamo a gennaio, il mercato invernale, guardando un attimino alla rosa, quello magari se c'è da aggiungere qualche altro giocatore, forse comunque magari serve quel calciatore, il trequartista puro, capace di fare da collante. Sì, ma sono quei giocatori che è difficile trovare adesso, sia perché non te li danno, sia perché un giocatore così ha un costo importante, e quindi vediamo se ci sarà l'occasione, ma se no siamo bene così, non c'è problema. Beppe, è una prestazione importante, hai avuto il grande merito di permettere alla Torres di cambiare volto, con le tue giocate hai dato maggiore pericolosità in avanti, ecco, una prestazione che dimostra quanto tu sia centrale appunto nel gioco di questa squadra. Penso che sicuramente la tipologia di partita si prestasse molto magari alle mie caratteristiche, perché loro hanno passato tutto il primo tempo in 11 dietro la linea della palla e magari serviva una giocata per riuscire a pareggiarla. Non stavamo giocando perché erano sempre per terra e insomma ritmo molto spezzettato. È stato un episodio che questa volta ci ha premiato e sono contento di essere riuscito comunque a incidere oggi. Ecco, ti volevo chiedere sulle tue condizioni, perché comunque oggi il mister, quanto ci ha detto l'ufficio stampa, ti ha tenuto precauzionalmente per un problema muscolare, per un affaticamento, però direi che è pienamente recuperato. Sì, è un problemino con cui convivo da un paio di settimane, si era leggermente riacutizzato questa settimana e quindi io penso che con la rosa ampia e di qualità che abbiamo non è un problema quando qualcuno di noi sta fuori. Oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto i cambi in maniera così naturale che hanno cambiato volto alla partita, ma proprio perché chi entra, chi esce, chi gioca all'inizio non c'è grossa differenza. È quell'alchimia che si sta ritrovando dopo un inizio magari leggermente altalenante che ci sta permettendo di allenarci con entusiasmo e di portare avanti questo tipo di prestazioni. Ecco, tu sei uno di questi leader di questa squadra, la numero 10, un leader anche emozionale all'interno del campo perché comunque hai dato, come ti ho detto, un nuovo volto. Quanto è importante questo successo, specie in ottica classifica, considerato anche il capo della Terrana di ieri? Le vittorie consolidano le vittorie precedenti, vittorie come oggi consolidano quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane, perché non era affatto semplice giocare contro una squadra che apparentemente sembrava in difficoltà, è passata in vantaggio dopo 3 minuti in maniera rocambolesca. E quindi io penso che questo tipo di prestazioni possa soltanto dare ancora più credibilità a quello che facciamo in settimana. Prego, qualcuno vuole fare domande? No, adesso sono abbastanza coperto e quindi sto bene, poi domani rivaluteremo, comunque è un problema che sta migliorando, lo stiamo semplicemente gestendo ed è anche semplice secondo me gestirlo perché ripeto, siamo tanti, siamo forti e oggi è stata la dimostrazione migliore. Scusa l'ignoranza del momento, che cos'è il preciso?
Il problema è un problema, un tendine vicino al piede, niente di che, soltanto molto fastidioso. Giuseppe, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso per te? Perché quest'anno sei proprio più leader, riesci ad esprimere anche la tua tecnica, riesci ad essere determinante. Io penso che sia un anno di ambientamento, ma la cosa principale è che quest'anno sono riuscito a fare il ritiro. L'anno scorso sapevo di dover andare via da Pisa praticamente dall'inizio e quindi non ho fatto il ritiro. Il ritiro è secondo me la parte fondamentale per ogni giocatore e poi comunque avere gli stessi compagni per 2 anni, un allenatore che mi conosce, che mi sa far rendere al meglio è importante. Quest'anno sto giocando meglio. Un'altra cosa appunto, forse l'ho già detto, però un conto è vincere contro le squadre che vi affrontano a viso aperto, la maturità è vincere contro invece chi si chiude, gioca una gara sporca anche sul piano di mente. Ci sono partite che vengono preparate in un modo o nell'altro. Col Milan sono venuti a prenderci subito alti e siamo riusciti a sbloccarla subito. Oggi secondo me di importante c'è la reazione. La reazione contro una squadra che era ostica, era dura. Nel primo tempo non c'erano linee di passaggio all'interno del campo, abbiamo rischiato su qualche contropiede, abbiamo forzato qualche palla di troppo. Comunque io penso che vada sempre dato merito anche a chi ci affronta di come vanno le partite. Non giochiamo mai da soli, quindi è un'analisi che ad ora ci sorride, ma non sempre le partite vengono come le prepari. Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Quello che vedete è il campo principale di Latte Dolce, pronto ad ospitare Sassari Latte Dolce Terracina, gara che apre la domenica della 20ª giornata del Girone G di Serie D. Cambia campo Aquino, poi il tentativo col destro da parte di Federico Capone. Ci è andato vicino qui, Marano sembrava comunque in zona. È arrivato Pecchia, Orlando ancora in avanti, servito di fatto dal tocco di Toni, arriva Castro per primo. Vediamo se riesce a scatenarsi il numero 11, è partito Castro, punta l'area di rigore, arriva sul fondo Castro, mette il cross, Uva con le mani a smanacciare. Errore qui di Martino, ne approfitta con palla nello spazio per Sorgente, Sorgente in area, Sorgente! Glaciale nel momento decisivo, Simone Sorgente manda avanti il Sassari Latte Dolce, errore gratuito di Martino, è un flash per il Sassari Latte Dolce che mette Sorgente davanti alla porta con la palla perfetta di Conè, controlla 2 volte, calcia ad incrociare. È infuocato Simone Sorgente, segna ancora, porta avanti il Sassari Latte Dolce. Palla verso il secondo palo, Cabeccia con la testa, ha raddoppiato il Sassari Latte Dolce, torna al gol il capitano dei sassaresi, Marco Cabeccia fa 2-0 sugli sviluppi di calcio d'angolo, battuto molto bene il corner, è uscito male bisogna dire, Gabriele Uva ha lasciato lì il pallone, arrivato per primo Cabeccia, botta con la testa da 1 metro, fa gol, 2-0. Pecchia gioca vicino con Martino, altro tentativo di traversone, la sponda di Dorato, interviene Aquino che passa su Sanna, calcio di rigore. Marano contro Martino, fischia l'arbitro, va Martino, fuori! Fuori! Si resta 2-0. Dorato. Recuperata da Orlando che manda nello spazio Sorgente, è più veloce di Perez, sta arrivando Conè dall'altra parte, la palla è per lui, Conè! Preciso, perfetto, Dudu Conè sull'assist di Sorgente, ha triplicato il Sassari Latte Dolce, 3-0. Azione perfetta dei ragazzi di Setti, ripartenza letale con Sorgente che scappa in corsia, ha visto Conè che si muoveva completamente libero dall'altra parte, la palla è perfetta con i giri giusti, Conè apre il piatto, manda dall'altra parte Uva, segna il gol del 3-0.
Non c'è fallo di Tesio, sta scappando ancora Sorgente, azione molto simile a quella che ha portato al 3-0. Occhio perché sta arrivando anche con lui Orlando, va da solo Sorgente col sinistro! La grande parata di Uva tiene il 3-0. Ha scelto di fare tutto da solo stavolta il numero 9. Calciato forte col mancino, palla in corner. Occhio perché c'è spazio anche per il tiro. Sceglie invece di andare da Sorgente. Sarà lui a mettere il cross, anzi taglia verso il centro, poi mette adesso la palla verso Loru. Emerso ancora Sorgente, Sorgente sul fondo col sinistro dentro, facile per Perez che poi allontana male, e allora possibilità per Orlando che carica al destro e segna un gol meraviglioso. Lorenzo Orlando fa 4-0. La sassata del numero 8, Perez ha messo palla fuori un po' così come veniva. Da quelle parti però c'era Orlando che ha caricato il destro senza pressione, ha messo palla sotto l'incrocio, 4-0. Occhio adesso ad Aquino dentro l'area, mette il cross, l'ha messa fuori, poi si coordina per il destro e trova un gol meraviglioso. Pecchia segna il Terracina, un gran gol di Giuseppe Pecchia, palla messa fuori dalla difesa del Sassari Latte Dolce col colpo di testa. Lui al limite dell'area si è coordinato, ha colpito al volo, ha freddato Panai, 4-1. Ancora Martino, ancora da Elia, cerca il fondo, poi vuole Sedai, lo serve bene. Occhio a Pecchia, stavolta non carica il destro, va da Aquino col mancino, sanna allo schermo, altro cross, Perez con la testa, riapre la partita il Terracina, 4-2. Buona manovra costruita lì sul limite dell'area. La palla poi arriva dalle parti di Aquino. Il primo tentativo respinto, sul secondo è un cross perfetto per la testa di Perez. Segna ancora il Terracina, 4-2. Poi Martino, altro tentativo di traversone, colpo di testa Panai con la parata, il riflesso, attraversa, aiutano il Sassari Latte Dolce a non prendere il gol del -1. Non c'è più tempo, fischia 3 volte Gabriele Iorfida, finisce qui, 4ª vittoria consecutiva in casa per il Sassari Latte Dolce, la 7ª nelle ultime 8 partite tra le mura amiche per i ragazzi di Seti che liquidano un buon Terracina con 65 minuti di grande calcio. Petrone, Costanzo la lascia sfilare, tocco di Parisi, buono, perfezione il recupero, trovato Alessandro Rossi, carica il destro Rossi, broccato con sicurezza da Dichiara. Sfanò, Spinosa, può girarsi, attacca l'area, offre per l'arrivo di Buono che col piattone conclude cercando anche di anticipare l'intervento di Costanzo, conclusione che si allarga. De Grazia entra in area, va sul destro, De Grazia forte, il pallone che taglia tutta l'area piccola, non la tocca nessuno, poi la palla è ancora in campo. Anzi no, comandato rinvio dal fondo Milone. Poi la ripartenza possibile. De Grazia prova a entrare in area, De Grazia al centro per l'inserimento di Staffa, rimpallo e uscita bassa di Mastrangelo a spegnere l'offensiva dell'Olbia. Rimessa lunga di Sfano, di testa a Staffa, poi Rossi con il sinistro dal limite che si impenna. Adesso può andare Buono con la punizione giocata in fretta, Spinosa. Va sul mancino, prova a crossare, sul secondo palla arriva Parisi a chiudere l'azione. L'ultimo tocco è del 75 del Guidonia, rinvio. Il gioco su Spinosa, Arboleda ancora a terra ma attacca il Guidonia, Spinosa sul destro, calcia, delle serie di azioni, Maurizi dichiara, altro rimpallo e in qualche modo dichiara riesce a bloccare l'occasione migliore avuta in tutta la partita dal Guidonia. Tiene Buono,
per Tuncara che può girarsi, è scattato Maurizi, lo vede Tuncara e lo serve, Maurizi può puntare la porta, Maurizi col piattone, apre il piattone, Samuele Maurizi, 1-0 Guidonia, sull'imbucata di Tuncara. Per Tuncara, di ritorno per Spinosa che deve allungare il passo ma la tiene in campo. Guerriero di prima il cross, Tuncara sul secondo palo, Rossi! Da esterno a esterno, Rossi di poco a lato, applausi del comunale. Di Staffa e ripartenza possibile sulla fascia destra per l'Olbia. Caggiu. Staffa. Perde Grazia che controlla, vuole far girare il sinistro, la tocca in calcio d'angolo Mastrangelo. Offre Icardi che arriva a controllare nonostante il pallone leggermente arretrato. Rossi punta, va sul destro, Rossi la mette dentro per l'anticipo di Maurizi che colpisce l'incrocio dei pali. Passa Giordani in mezzo a due avversari con personalità. Giordani porta palla, Spinosa, Guerriero, c'è Giordani che la vorrebbe, Guerriero invece vuole crossare lui, Tuncara! C'è la deviazione di Pani in calcio d'angolo, rimessa per il Guidonia. Di nuovo Tuncara, entra in area, doppio passo, offerta al limite, Rossi vuole piazzare il sinistro, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Danno Milone, l'esordio in panchina di Ciro Ginestra, è vincente il Guidonia, torna alla vittoria 1-0 con il gol di Samuele Maurizi. Buon pomeriggio dallo stadio Salvatore Zecchina qui alla Maddalena per la terza giornata di campionato di ritorno, del campionato di Serie D Girone G, la importantissima sfida tra Ilva Maddalena e Savoia, l'Ilva Maddalena del presidente Enzo Del Giudice, il Savoia del presidente dottor Nazario Matacchione e del principe Emanuele Filiberto di Savoia. C'è un po' di attrito ora tra Sellaf e Attili, ma nulla di che. Alvarez in fascia sinistra supera molto bene Schiavi e va in posizione di cross, pallone a centro area, attenzione, gran pericolo qua per l'Ilva Maddalena, portato verso la porta del Savoia e solito trenino di uomini al limite dell'area. Vediamo un pochino, ecco qua, l'Ilva Maddalena si fa trovare assolutamente impreparata. Florian adesso su Alvarez, Alvarez bene su Bolo, Bolo che ci prova di prima, molto bello il tentativo del giocatore argentino che riscuote molti applausi dal pubblico di casa. La difesa di casa, c'è poi un errore in uscita con Bezzon che conquista palla. Serve il pallone su Iaccarino, Iaccarino, grandissimo cross di Iaccarino che intendeva servire Negro e la difesa di Bello su Negro è efficace. 2 per il Savoia, 1 da destra e una sinistra e calcio di angolo che viene ora battuto dalla formazione di casa. Pallone che spioverà in aria, ecco qua. Addirittura cerca il gol olimpico, come si dice in Brasile, col calcio direttamente in porta. Bolo è uno dei suoi numeri, ma è attento e non si fa ingannare Bernardino D'Agostino, però allarga il pallone in direzione di Mauro Ribeiro. Mauro Ribeiro si allunga a palla ma riesce ad allungarla su Bolo. Bolo di prima, pallone, e questa era pericolosa perché Bolo con un tiraccio a scendere poteva veramente mettere in difficoltà batti e ribatti in una fascia centrale del campo. Adesso pallone su questa bella iniziativa del Savoia, grande tocco di tacco e veramente splendido tocco di tacco per l'inserimento della Monica e gran parata di Vlasceano. Adesso è capitano Di Pietro, ricordo il Maddalena è la matricola di questo campionato. Pallone su Bolo, Bolo in mezzo, e poi c'è una bomba improvvisa di Attili di cui parlavo poco fa. Ecco qua, palla che viene rimessa con le mani da Bolo, molto lungo questo pallone in area, attenzione, spiove e c'è questo gran tiro di Aloia, mi è sembrato. Questo aspetto, mi piace sottolinearlo, massimo spirito cavalleresco in campo fra le due squadre, mentre sembra alle porte la prima sostituzione perché attenzione, c'è stato va in vantaggio il Savoia, un grave errore di Ribeiro,
un grave errore di Ribeiro e Negro realizza il gol. Savoia in vantaggio al 18esimo ripresa. Grande festa dei tifosi campani, grande festa dei giocatori in campo. Un grave errore di Mauro Ribeiro in controllo, ha lanciato verso la porta Negro che ha realizzato al minuto 18. Rivolge un cuore verso la telecamera il giocatore che ha realizzato, che è Antonio Negro. Non può permettersi questa sconfitta casalinga e deve cercare in tutti i modi di riequilibrare il punteggio. Savoia che invece cerca attenzione, pallone che spiove in centro area e mischia e poi uno scontro tra il portiere e un attaccante dell'Ilva, ma nessun problema per il bravo Bernardino D'Agostino. Ochito Cangio cerca di lanciarsi in velocità, conquista palla, ancora Ochito Cangio, supera un uomo, entra in area, ne supera un altro, mette in mezzo e c'è un batti e ribatti che porta il pallone fuori. Molto interessante l'iniziativa di Ochito Cangio. Di Pietro sul pallone, serve Ribeiro in avanti, allarga su Bolo si accentra e fa partire questo pallone su Ochito Cangio blocca palla, si gira e cerca di concludere rasoterra. Buono l'impatto di Ochito Cangio sulla partita. Alvarez sul pallone, assieme a lui Franco Bolo, due giocatori di scuola argentina hanno un conciliabolo per decidere in quale maniera calciare questa punizione. Molto probabilmente sarà solo che così rimangono in due fuori area. Comunque è Bolo che lancia questo pallone e una grande opportunità per Ochito Cangio, che qua si mangia il gol dell'1-1. Non è così che l'Ilva può impensierire la squadra avversaria e insomma nessuno riesce a capire che bisogna buttarla dentro. Alla fine c'è Alvarez che ci riesce. Ora pallone su Bolo, ultimi istanti di questa partita. Bolo cerca lo spazio per il cross ma viene chiuso il fallo laterale e arriva il triplice fischio. Il Savoia ottiene la prima vittoria esterna del campionato.